Signore e signori, il mosto, tradizioni contadine siciliane. Ecco qui, questa è l'uva che raccoglieremo. Siamo a fine settembre e adesso è il momento di fare il mosto. Ed eccolo qui, è ottimo per tantissime realizzazioni, ma intanto raccogliamo l'uva molto semplicemente. Quest'anno è un anno un po' particolare per l'uva bianca, in realtà non si riesce a vendere tanto bene e per questo si è optato per fare il mosto. Io ne assaggio un po' piuttosto che lavorare, veramente deliziosa, zucchero puro e una densità ottima. Vedete, a causa del caldo all'interno alcune parti sono un po' andate male, ma questo non significa niente, va proprio bene per fare il mosto. Andiamo quindi a raccogliere il tutto. Ecco qui, è davvero un profumo unico, una giornata speciale, bellissima qui in Sicilia, e adesso possiamo vedere anche la prova della qualità. Vedete come si fa la prova della qualità dell'uva? In questo modo si prende un chicco e si vede all'interno la consistenza. Bene, abbiamo fatto questo, andiamo a macinare il mosto. Siamo arrivati. Adesso prendiamo questa vasca e dopo metteremo il mosto dentro questa pressa che andrà a produrre letteralmente il mosto, che è ottimo per fare tante realizzazioni. Qui nella nostra zona si fanno le formine della mostata, la mostata che praticamente, come viene conosciuta in altre parti d'Italia, si chiamano anche sughi, quindi viene fatta una forma di budino o marmellata che si può asciugare. Questa è la macchina che ci servirà per macinare l'uva, così tutto pronto. Molto semplice, in realtà bisogna un attimino farla asciugare dopo che si raccoglie e adesso si aziona la macchina e si passa per 2 volte all'interno di questa macchina che va a macinare l'uva e quindi ci permette di avere il succo dell'uva ottimo come mosto. Poi dal mosto si può arrivare all'aceto, si può arrivare al vino, si può fare tantissime cose. Alcuni fanno anche delle ricette ottime come i biscotti al mosto e anche addirittura ho visto che ci sono alcuni tipi di pane. Così smontiamo quella che è questo torchio, questa pressa che un attimino funziona sia a livello meccanico che a livello manuale. Si va a riempire, non del tutto, e una volta pieno poi di nuovo si va a chiudere. Vedete, si mettono anche i liquidi, perfetto, si mettono degli spessori e così con un ecco quello che è un sistema meccanico, questo pistone, si va a fare proprio l'effetto della pressa e quindi uscirà il mosto. Una volta che il mosto esce, semplicemente si deve mettere in dei contenitori chiusi, poi si filtra, si va a bollire, poi si può addolcire in base alle preparazioni che si deve fare o si può ribollire. Le temperature del mosto, come si vanno a bollire, determina poi il risultato della ricetta che si deve fare. Ragazzi, vi ho detto tutto, questo è il mosto, una tradizione siciliana. Al momento la trovate qui dappertutto nel Ragusano. Seguitemi, alla prossima, ciao!